È il momento del Gran Premio Città di Cesena 2022, trofeo Panathon Club Cesena. 10 cavalli al via sul doppio chilometro, sono cavalli di 4 anni. Questo lo schieramento. 1 Corazon Key, 2 Conan OP, 3 Catrinel, 4 Chrono EK, 5 Cashmaker, 6 Colosseus, seconda linea 7 Kronos Lux, 8 Canarino Jet, 9 Chaos, 10 City Lux. Rapporto di scuderie fra i cavalli numeri 4 e 5 Chrono EK, Cashmaker. I favori sono in chiusura per Conan OP numero 2 Enrico Bellei in sediolo, controfavorito alla scuderia Chrono EK, Cashmaker. Macchina intanto che accelera e stacca. In partenza la velocità di Catrinel, cerca di rientrare però Corazon Key, parte così così Conan OP, all'esterno veloce anche Cashmaker. Intanto sulla piegata rientra completamente Corazon Key agli avversari e quindi conquista la testa e al passaggio davanti alle tribune è Corazon Key a condurre nei confronti di Kronos Lux, che ha sfruttato bene la sua scia, rimane all'esterno Catrinel come anche Cashmaker che si trascina Conan OP. Queste le prime posizioni dopo i primi 400 metri di gara in 29 secco da parte di Corazon Key, che se la gioca dunque al comando. Nella sua scia rimane il numero 7 Kronos Lux, 600 iniziali che se ne vanno in 44,9. Ha decisamente rallentato Antonio Di Nardo una volta al comando dopo lo strappo iniziale. Rimane al largo Catrinel con in schiena Cashmaker e Conan OP. Vedremo chi farà la prima mossa dopo gli 800 metri in un minuto. Andatura di comodo quindi sul piede dell'1,15. Metà della piegata che porta al completamento del chilometro nell'ordine dell'1,16,1. Ha ulteriormente rallentato il battistrada Corazon Key davanti alle tribune. Ha sempre all'esterno Catrinel, lungo la corda e Kronos Lux, all'esterno Cashmaker con in schiena Conan OP. Al largo c'è anche Chrono EK. Non succede praticamente nulla fin dalle prime battute. Al comando Corazon Key tranquillamente, all'esterno Catrinel con in schiena Cashmaker, mentre Conan OP per il momento non riesce a progredire. Siamo a 500, poco più dalla conclusione, lo scatto di Cashmaker. Cashmaker in poche battute si libera degli avversari e passa a condurre 400 dal palo. Cashmaker in fuga. È inseguito da Conan OP, che cerca di lanciarsi al suo inseguimento. Cashmaker e Conan OP squalificato. sono i due più attesi. Cashmaker ancora 3 lunghezze di margine all'ingresso in retta d'arrivo. Conan OP cerca di ricucire, ma Cashmaker ancora a buon vantaggio quando siamo a 100 dalla conclusione. Cashmaker in vantaggio, Cashmaker contro Conan OP. Cashmaker nel finale viene a concludere netto vincitore la lotta per il secondo. Vede arrivare in linea Conan OP e Chaos, i due di Enrico Bellei, ma la vittoria non sfugge a Cashmaker. Alessandro Gocciadoro in salchi e al training che si aggiudica questo Città di Cesena, tempo di 1:14,6 per Cashmaker, che nel finale allunga in scioltezza e vince davvero nettamente contro Conan OP, che viene raggiunto sul traguardo dal compagno di training Chaos. Ci sarà probabilmente foto per il secondo posto. La vittoria invece per l'allievo di Alessandro Gocciadoro, del signor Armando Topo, che viene a vincere questo Città di Cesena 2022.